Siamo come sempre nella rubrica Cuori Solitari che questa sera presenterò io. Siamo in compagnia di un nuovo ragazzo che cerca la sua anima gemella, che vi presenterò subito perché è un ragazzo simpaticissimo, l'ho conosciuto poc'anzi, ha delle belle idee, belle aspettative, molto serio, grande faticatore come si diceva tempo fa. Ve lo presento subito. Ciao, tu sei? Salvatore mi chiamo. Salvatore. Allora, ci hai chiamato perché cerchi la tua anima gemella? Sì, cerco una ragazza molto semplice, adatta alle mie aspettative. E allora, prima di parlare della ragazza, perché giustamente dobbiamo avere un valore sulla ragazza, dobbiamo fare conoscere chi sei tu. Parlaci, perché stiamo parlando ai telespettatori, un poco di te. Cosa fai, quanti anni hai, i tuoi hobby? Allora, io ho 24 anni, lavoro in una pasticceria, ovviamente faccio il pasticcere. Piace molto a me il modellismo, più che altro le moto, perché sono un grande appassionato di motociclismo e allo stesso tempo anche la motocicletta. Mi piace andare fuori in giro, giocare, avere compagnia, uscire con gli amici, cioè i soliti hobby che ogni ragazzo ha. Quindi scusami, posso dire che sei molto dinamico nonostante il lavoro pesante che fai, perché tu mi insegni che come pasticceria dovremmo sapere tutti che non è subito andare in pasticceria e comprare i dolci, c'è una preparazione che dura quanto? No, sì, c'è una preparazione che dura molto tempo, a secondo poi quello che si ordina. C'è una preparazione che può durare un giorno, 3 giorni, una settimana, a secondo il cliente quello che chiede. E noi prepariamo ovviamente prodotti genuini adatti a disposizione per i nostri clienti. E quindi nonostante tutto questo tempo per la preparazione riesci ad avere il tempo per il modellismo, per la moto, fare queste gite? Sì, il tempo ce l'ho, io di solito quando ho bisogno del tempo me lo creo, quando ho bisogno di queste cose cerco in tutti i modi di avere il tempo per proseguire tutti i miei hobby possibili. Ho capito, a parte la moto hai anche la macchina? Sì, la macchina sì, ho una macchina per città più che altro, per muovermi bene e non avere ingorghi sulla strada. Parliamo della vita notturna quando ce l'hai. Hai degli hobby particolari per la vita notturna? Discoteca, pub, non so. Di solito sì, la sera vado fuori in giro tra Penetrava, vado in un pub a bere qualcosa con gli amici. Discoteca poco perché non sono un grande amante di musica, ma quando ci sono occasioni ci vado a ballare, specialmente in questi locali che fanno musica di latinoamericano, che sono sinfonie molto eccitanti, cioè cose che fanno tutti pure. Quindi possiamo dire che se una ragazza rispondesse la potrai fare divertire, questo lo possiamo dire di sicuro. Sì, la farei divertire in tanti sensi, portarla in discoteca, fare. Intendevo proprio questo. Sì, no, è infatti io questo intendevo, per divertimento a me piace solo questo, portarla fuori a cena, farla divertire in discoteca, farla avere un suo sorriso, cioè avere la sua felicità. Per me è quello che conta di più su questa ragazza, farla felice. Come vedete Salvatore ha delle idee molto chiare. Adesso ti faccio la domanda diretta. Vediamo che tipo di ragazza cerchi. Descrivimi la ragazza tua ideale. Ma sinceramente non è che ho una ragazza ideale, ma più che altro una ragazza alta. Capelli per me, il colore non ha importanza perché. L'importante è che sia alta. Sì, Alta cosa intendi tu? ma alta in sintesi con un'altezza tra 1,80 m e 1,90 m, no? Bassine. Quindi medio alta, sì. Perché già per alta potrebbe essere 1,70 m, potrebbe andare bene, quindi dal 1,80 m in su. Sì, medio alta. Poi. Come età? Età sui 18 ai 20 anni in partenza, anche se c'è qualcosa in più rispetto alla mia età, 25-26 anni per me non mi crea nessun disagio e nessun problema. Ho capito, la ragazza dovrebbe lavorare o anche se è casalinga? Perché dobbiamo calcolare che una ragazza alta a 18 anni potrebbe fare anche la giocatrice di pallavolo.
Sì, posso più che altro sì, cercare una ragazza che ha pure un lavoro, perché in caso se dovrebbe nascere qualche cosa, almeno se dobbiamo crearci il nostro futuro, almeno noi partiamo con un piede molto avanzato. Sai com'è? Convivenza, appartamento, queste cose che fanno tutte le coppie, anche se poi se più là si può anche fare. Signore telespettatrici, perché mi rivolgo soprattutto a voi, come avete appena visto e sentito, Salvatore qui al mio fianco ha le idee molto chiare e ben precise su cosa vuole dalla sua ragazza. E come avete visto molto serio, lavora dinamico, però sa scindere le due cose l'una dall'altra in modo da non farle confondere. Cosa dirvi? È un ragazzo simpaticissimo, sa quello che vuole dalla vita, è un grande lavoratore, sorride pure come vedete, non pensa solo a lavorare. Chiamatelo perché è un ragazzo che merita, ha molto da dare e molto da esprimere. Chiamate i numeri che vedete sopra in impressione. Un saluto da Vito per la rubrica Cuori Solitari e da Salvatore, ciao. arrivederci.